Una buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare Francesco Peghin, benvenuto. Grazie, benvenuto. Candidato sindaco per il centrodestra del comune di Padova, quindi a questa importante poltrona di primo cittadino, però insomma con una storia importante alle spalle, un imprenditore che ha avuto molti ruoli importanti a livello padovano, ma non solo. Adesso con lui insomma cercheremo di raccontarvelo e partiamo però dalla domanda delle domande, che è: perché ha scelto di scendere in campo? Sappiamo che Sergio Giordani, il sindaco in carica, ha dato la sua disponibilità qualche settimana fa e in qualche modo insomma si sa già che il duello sarà tra voi due. Ma la passione per Padova è stata la molla che mi ha spinto a candidarmi a sindaco. Ho sempre abbinato nella mia vita professionale anche una attività nel sociale, nella rappresentanza, sempre a favore di Padova. Quindi questo è stato il motivo principale, non c'è miglior sfida che quella per la propria città. Ecco, però la sua comunque è una vita impegnata, no? Un'azienda con molti dipendenti, un ruolo da imprenditore che lei ha vestito da giovanissimo per la sua storia personale, e quindi già molte responsabilità, no? Oltre, voglio dire, una famiglia, 2 figli, uno grande, una più piccolina, quindi insomma queste cose immagino si discutano anche a livello familiare, no? Prima di prendere delle decisioni. Assolutamente sì, infatti la mia attività imprenditoriale è molto impegnativa, come pure una famiglia che adoro, e quindi i primi passaggi che sono stati fatti sono stati proprio con loro, con la mia famiglia prima di tutto e con i miei collaboratori. Mi hanno dato il via libera e quindi ho intrapreso questa sfida, che chiaramente comporta un sacrificio per il proprio lavoro, per la propria famiglia, ma una sfida per la propria città è la più bella cosa che possa esserci. Ecco, lei padovano doc, vive a Padova da sempre. Da che cosa è partito? Cioè, uno giudica, no? O giustamente il proprio sindaco, perché o lo ha votato, oppure per il motivo contrario, perché non lo ha votato. Quindi, se uno sceglie di mettersi in gioco per una città importante, mediamente importante come Padova, da che valutazioni parte? Lei da che valutazione è partito? Cioè, vorrei che Padova cambiasse da che punti di vista per partire? Vorrei che Padova tornasse a essere quello che era una volta, una vera capitale europea, una città di primo piano sul panorama nazionale. Purtroppo negli ultimi 20 anni Padova ha perso terreno. È diventata una città che è bellissima, le bellezze di Padova sono incredibili, però ha perso terreno. Questa amministrazione in questi ultimi 5 anni ha gestito l'esistente, ma non è stata capace di far fare quel salto in avanti che Padova merita, e questo è stato il motivo principale del mio mettermi in gioco come imprenditore con la mia esperienza in città in tanti campi. A partire, per esempio, parliamo di ambiente, di salute, no? Di inquinamento. Padova da anni ormai, no? È un po' sempre ai vertici di questa classifica infelice. Sappiamo che sono sul campo un po' di interventi, chiaramente aiuta anche il PNRR, ma perché non riusciamo a spostarci da lì? Non riusciamo ad avere una città in qualche modo più pulita, più sana? Purtroppo è vero, Padova è ai vertici nazionali per l'inquinamento, lo testimoniano gli ultimi dati che anche Legambiente ha presentato, e credo che non si possa risolvere i problemi di questo tipo semplicemente con le domeniche ecologiche, ma ci possano essere anche tanti altri strumenti. Penso per esempio alla pulizia delle strade con l'acqua, uno strumento che non è mai stato utilizzato qui a Padova, ma anche a puntare a fare di Padova una città molto più verde, perché Padova è una delle città dove c'è meno verde. Mi pare che questa giunta, in cui c'è anche una forte componente della sinistra ambientalista, non ha portato avanti in maniera efficace tutto questo. Quindi lei dice si potrebbero già fare delle cose?
certamente, penso che si possa fare molto di più per l'inquinamento a Padova. Ecco, una campagna elettorale la sua, no? Che è iniziata anche un po' dal punto di vista, sia, cioè, mi viene coreografico, ma insomma comunque colorata, comunque con un flash mob, comunque con degli spazi a disposizione dei cittadini. Si capisce insomma che è pensata, no? Come è stata pensata? Cioè, diciamo, qual è l'obiettivo? Che tipo di coinvolgimento volete riuscire a costruire e come vi state diciamo, muovendo per arrivare a questo obiettivo? Ma innanzitutto io mi presento come candidato civico, non ho mai avuto tessere di partito, chiaramente sarò supportato dalla coalizione di centrodestra, però il mio modo di essere, quello che è sempre stata la mia caratteristica in città, cioè quello di cercare di rappresentare gli interessi di tutti i cittadini. L'ho fatto con le imprese, l'ho fatto nel sociale, l'ho fatto organizzando la maratona di Sant'Antonio, altre, cioè non darmi da fare per una parte specifica, ma per tutta la città. Quindi l'inizio campagna riflette un po' questo, anche il colore fucsia, il colore che nasce dalla mia esperienza nello sport, quando abbiamo portato il primo titolo mondiale di vela a Padova con i cuoricini fucsia che contraddistinguevano la piccola barca con cui abbiamo vinto. Senta, questa è una barca tra l'altro che ha un significato importante per lei, perché insomma nella sua storia personale, possiamo raccontarlo perché ovviamente no, poi quando uno si mette a disposizione ovviamente racconta anche molto di sé personalmente, ci sono anche delle esperienze tragicamente importanti, no? Che alla luce adesso dei fatti, diciamo a bocce ferme, come hanno poi influenzato la sua vita e questa voglia poi di mettersi in gioco? Se ha piacere insomma di raccontarcelo. Sì, certo, la mia vita è stata influenzata molto giovane perché ho perso il papà in un incidente stradale quando avevo 17 anni, lui è mancato, io mi sono salvato miracolosamente, pochi anni dopo anche mia sorella a 30 anni è mancata, quindi ho dovuto reagire a delle difficoltà importanti e questo è rimasto come una caratteristica che poi in tutta la mia vita si è ripresentata, cioè quella di rialzarsi dalle cadute, di reagire, rimboccarsi le maniche e guardare avanti. È necessario questo nell'impresa ancora di più perché nella vita di un'impresa, la mia impresa ha compiuto l'anno scorso 65 anni, puoi immaginare i periodi difficili da superare, abbiamo l'orgoglio di non avere ceduto alle multinazionali come molte aziende del territorio, ma anche nell'attività, nel sociale, nella rappresentanza ci sono sempre momenti difficili per portare avanti dei progetti, penso al MUSME, l'ultima attività in cui mi sono impegnato, il Museo della Medicina e della Salute, che con l'arrivare del Covid ha rischiato dopo pochi anni e dopo che era arrivato ai vertici delle attrazioni della città di dover chiudere per quello che era successo. Siamo riusciti tramite una raccolta fondi che è riuscita a farlo rimanere in piedi, quindi il saper reagire alle difficoltà e rialzarsi è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto e che nasce da quelle difficoltà. Ecco, ma se lei ripensa a quel ragazzino di 17 anni che si è trovato, immagino, anche un po' spaesato, no? Che cosa è stato importante in quel momento? Perché magari possiamo dare anche un messaggio a chi si dovesse sfortunatamente trovare in questa situazione, perché magari, insomma, immagino siano arrivate delle responsabilità non previste, ovviamente a quell'età, quindi che cosa è stato importante per lei? Ma è normale avere una fase che può essere anche lunga, di sconforto, quando il mondo, la propria vita cambia completamente, c'è una fase difficile, però poi l'aprirsi agli altri, riuscire a condividere e a percepire che comunque la vita va avanti, che comunque lasciarsi andare è sempre una cosa che porta a peggiorare la propria vita, è il fattore più importante. Si possono scoprire delle persone incredibilmente buone nell'aiutarti a superare
i momenti difficili, e questa è una grande cosa. E questa voglia di mettersi in gioco, no? Gli industriali, poi il MUSME e adesso questa candidatura che diventa un po' un offrirsi, no? Un offrire il proprio tempo agli altri, anche perché lei ha anticipato che qualora dovesse vincere il suo stipendio, che fine farà? Verrà devoluto a un fondo sociale per aiutare le persone più in difficoltà, e in questo momento è particolarmente importante, credo. Quindi il rinunciare in 5 anni a una cifra corrispondente a circa 600.000 euro più 400.000 euro, io rinuncerò anche al portavoce che l'attuale sindaco ha, e quindi un fondo in 5 anni di 1 milione di euro che sarà devoluto per queste problematiche, quindi un segnale verso i più deboli. Ecco, però prima accennavano a questa campagna elettorale, però allora ci sono delle figure professionali che diciamo intervengono in queste campagne elettorali, anche per spiegarlo a chi ci ascolta, no? Che sono proprio dei professionisti ai quali insomma vi siete affidati anche voi. Parlo al plurale perché immagino poi che dietro lei ci sia una squadra, no? Di persone certo. che lavorano. Questa scelta è stata determinata da che cosa e che valore aggiunto si ottiene? No? È un po', insomma, l'abbiamo già visto in altre campagne elettorali, anche a Padova, insomma, ma non solo a Padova, però è qualcosa che arriva non da casa nostra propriamente. Ma la scelta, una campagna elettorale di un comune importante come Padova, che rappresenta una delle città più grandi, uno dei comuni capoluogo più grandi d'Italia, necessita chiaramente di organizzarsi con una propria squadra, una propria struttura. Io non mi sono rivolto ad appoggiarmi ai singoli partiti che mi appoggeranno, ma ho ritenuto di costruirmi una mia struttura, quindi anche per la comunicazione ci siamo organizzati per poter fare più che altro spiegare, raccontare chi sono, da dove provengo e le idee che presenterò per la città. Questo è il proposito. Ecco, quando lei, insomma, c'è qualcosa che accomuna lei e l'attuale sindaco, no? Due imprenditori che a un certo punto scelgono di entrare in politica. Lei comunque insomma, ha questo stile anche molto pacato, molto sereno, però non le ha mandate a dire, no? Voglio dire che è entrato un po', non dico a gamba tesa, ma insomma, come dire, se ci sono, voglio dire senza peli sulla lingua quello che penso, o sbaglio? Ma certo, io provengo dal mondo dello sport, la mia grande passione di tutta la vita è stata lo sport, che ritengo una delle cose più formative in abbinamento alla scuola che possa esserci per i giovani, e quindi mi sono formato nell'agonismo dello sport, quindi sono una persona determinata che prima ascolta, poi decide, poi agisce. Quindi vedendo che la nostra città è rimasta un po' ferma da parecchi anni, questo mi fa un po' scalpitare, perché vorrei riportarla dove gli compete, cioè Padova deve essere una capitale europea di primo piano, deve tornare a essere una destinazione turistica nei circuiti importanti, non diciamo raccontarsi, non parlarsi addosso, raccontarsi che Urbs Picta è una cosa bellissima a noi padovani, come vediamo nei numerosi cartelli che appaiono in città, dobbiamo raccontarlo in Europa, nel mondo. Ecco, ma voi vi siete... Una curiosità, ma vi siete sentiti, cioè nel momento in cui lei ha deciso di scendere in campo, perché immagino che poi sì, siamo amici con Sergio Giordani, è stato anche mio vicepresidente quando è stato organizzato Run for Children, quella manifestazione di solidarietà a favore della città della speranza, quindi ci conosciamo da lungo tempo. Ecco, quindi insomma diciamo che meglio essere anche insomma, diretti, no? E comunque poi quando si inizia a giocare si diventa in qualche modo nemici, tra virgolette, però no, se tutto è corretto... Nemici mai, però se uno ha una visione critica dello stato dell'arte della città deve insomma dirlo, raccontarlo. No? Ecco, tra queste visioni critiche, insomma, lei ha anche parlato insomma, in queste uscite che ci sono state nelle ultime settimane anche di sicurezza. A che punto è Padova?
secondo lei? Purtroppo lo dico perché amo tantissimo la mia città, che è bellissima, però riguardo alla sicurezza siamo messi piuttosto male. Infatti Padova appare in recenti classifiche elaborate dal Sole 24 Ore al primo posto per le denunce per spaccio di droga, appare al 33° posto per la qualità della vita, dietro a tutte le città del Veneto, solo davanti a Rovigo. E questo fa pensare che i padovani debbano avere una città che li faccia sentire più protetti. E quindi questo è uno dei miei primi impegni, di cercare di fare qualcosa in collaborazione naturalmente con le forze dell'ordine, con il questore, il prefetto, la cui attività io rispetto tantissimo, ma penso che un sindaco abbia gli strumenti per poter fare di più in termini di prevenzione e anche in termini di controllo tramite la polizia locale. Ecco, c'è questo punto di ascolto, no? Per i cittadini, state iniziando a raccogliere segnalazioni, c'è qualcosa, diciamo, che magari non sapevate, che i cittadini vi hanno segnalato, oppure magari qualche conferma rispetto ad alcuni temi, ad alcuni problemi? Sì, noi cominciamo la campagna elettorale con l'ascolto, perché come dicevo prima il mio modo di fare nella vita, nella professione, è quello di ascoltare prima di decidere, poi di agire. Quindi è partita una fase con l'inaugurazione del Point in via Oberdan, dove mi troveranno in tutti i quartieri di Padova, quindi nelle periferie, dall'Arcella alla Guizza, ad ascoltare i padovani, i loro problemi, le loro idee, per poi riportarle su quelle che sarà il nostro programma elettorale, perché è importantissimo sapere come vivono i padovani la città, e sto già sentendo molte problematiche che sono diverse da quartiere a quartiere. All'Arcella c'è per esempio il fallimento della raccolta differenziata porta a porta, che magari funziona bene in altre parti della città. In altre parti della città viene vissuto molto male il modo in cui è stato affrontato la comunicazione sul percorso del tram, per esempio, ma così pure in tante altre zone della città c'è il problema delle strade, della manutenzione delle strade, della sporcizia delle strade, quindi è importante ascoltare prima di decidere. Mi viene quasi da dire che questo scendere, no, e mettersi a disposizione e ascoltare è quasi una cosa di sinistra, o forse lo era di sinistra, no? Magari non c'è più. C'è questa cosa di ascoltare e di non prendere e partire per la tangente con un semplice programma fatto, insomma, magari anche di step, però senza mettersi prima all'ascolto, appunto, che è una cosa che facciamo fatica a fare tutti, a prescindere dalla politica. No, io credo che non sia una cosa né di destra né di sinistra. Io sono una persona umile che ha sempre adottato questo metodo nella mia vita, perché penso che il valore sia, diciamo, partire dall'ascolto delle persone, perché avere l'arroganza di arrivare, di dire io sono il candidato sindaco, so tutto io, adesso vi dico come si deve fare, sarebbe una cosa brutta. Secondo me non fa parte del mio modo di essere, non è stato parte del mio modo di gestire le mie aziende. Non sono mai stato l'imprenditore fasso tutto me, ma ho sempre avuto un team di collaboratori, cercato di valorizzarli e di portare avanti le cose insieme. E questo mio metodo non posso metterlo da parte per la gestione della città. E in questa gestione dei collaboratori le donne come si collocano? Lei trova che siano una risorsa? Le donne quando sono impegnate in maniera importante sono una risorsa incredibile, a volte hanno una marcia in più proprio nella determinazione, nel perseguire gli obiettivi. Quindi anche nella mia squadra, io farò una lista civica, ci saranno molte donne capaci. E quindi lei ce l'ha già in mente la squadra o è in via di definizione? La stiamo costruendo proprio in questi giorni e sarà presentata non fra moltissimo tempo. Quanta politica ci sarà dentro? Nella lista civica non ci sarà politica, nella squadra. Saranno persone provenienti dalle professioni, da tutte le professioni, dai vari mondi. Le persone della politica saranno nelle liste dei partiti della coalizione di centrodestra che mi appoggerà.
che sono, perché insomma all'inizio lei ha detto vediamo, no? Adesso però insomma gli endorsement sono arrivati. Sì, verrà fatta una presentazione nei prossimi giorni, però si può dire sono i partiti a partire dalla Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, l'UDC. Quindi c'è questa convergenza. Tutti i partiti sia di area di centrodestra che anche i partiti cattolici come l'UDC, Noi per l'Italia, il Popolo della Famiglia. Quindi insomma avete già cominciato un po' a chiarire. Una coalizione ampia. Una coalizione ampia. Allora, 2 anni di pandemia, non ne siamo ancora fuori ovviamente, questa guerra terribile, non ci sono parole per descriverla, però è una sfida nella sfida, no? Perché sappiamo tutti quanto è stato devastante il Covid e non ancora usciti dal Covid è iniziata questa guerra che comunque è in casa in qualche modo, no? Tant'è vero che ci coinvolge sicuramente economicamente e poi speriamo insomma non in altri casi. Sì, il momento è molto difficile sotto vari punti di vista, le bollette, i costi delle materie prime che si riflettono e non ultimo questo momento complicatissimo della guerra in Ucraina che ci fa veramente guardare al futuro con preoccupazione e con tutta l'attenzione alle persone sfortunate che adesso stanno scappando dall'Ucraina per accoglierle. Però è anche vero che con la fine dello stato di emergenza riguardo alla pandemia che avverrà il 31 marzo c'è anche una grande voglia di rivivere, di rinascere da parte dei padovani e io penso che questo si rifletta anche sulla città, la voglia di fare un salto di qualità, di riprendere, non di vivacchiare ed è questo su cui io voglio cercare di portare un po' di entusiasmo in una città che ne ha tantissimo bisogno. Tra l'altro lei conosce da imprenditore, insomma, ma con un ruolo importante nella vostra associazione industriali, lei conosce bene anche le difficoltà degli imprenditori, no? Che hanno veramente avuto 2 anni terribili, come tutti noi, però insomma, quando si parla poi di imprenditori, soprattutto nel nostro tessuto economico, si parla di molti posti di lavoro, di tanti sacrifici, e quindi insomma lei resta anche legato a loro, immagino. Ma sicuramente gli imprenditori in questo momento, e parlo soprattutto di quelli locali, non delle multinazionali che magari in maniera anche di rapina hanno acquisito aziende, ma gli imprenditori locali che resistono. Io ripeto, è un'azienda che da 65 anni è nel territorio, sempre appartenuta alla mia famiglia. Io credo siano anche un po' degli eroi perché con queste difficoltà, dove oltre alle difficoltà di competere sul mercato si aggiungono queste difficoltà che provengono da contesti esterni, la guerra che porta aumenti dell'energia, difficoltà nei mercati di sbocco in cui si vende. E quindi riuscire a tenere in piedi l'occupazione con i propri collaboratori, a cercare di andare a guardare avanti è un compito veramente socialmente rilevante, quindi io sono molto vicino alle imprese e ai collaboratori. Tra l'altro c'è un mondo, no? Importantissimo che è quello dello sport, ho fatto anche di piccole associazioni, io ho sentito anche alcune società in grossa difficoltà perché molti bambini, molti ragazzini hanno addirittura smesso di fare sport durante il Covid, è una realtà importante, primo perché se si parla di sport si parla di salute, no? Ma perdere anche queste realtà è comunque insomma, un danno per tutti. Sì, questo è un tema molto importante a cui io sono molto sensibile perché la pandemia ha un po' sconvolto la socialità. Le società sportive di base sono andate in grande difficoltà perché non potendo più svolgere la loro attività sono anche in difficoltà economica, ma penso anche ai bambini, cioè questo fatto dei vari lockdown, delle difficoltà ha penalizzato la socialità tra i ragazzini più piccoli e gli adolescenti in una fase formativa in cui la socializzazione è un aspetto più importante, quindi questo è una cosa in cui bisognerà cercare di fare qualcosa perché questo mondo è in grande difficoltà. Soprattutto no, dopo che abbiamo visto questi risultati eccezionali insomma, alle Olimpiadi e non solo,
anche nel calcio, è incredibile come la resilienza, no? ci porti ad avere questi successi incredibili, poi però per esempio molti bambini e ragazzini ancora non possono entrare in palestra banalmente solo a scuola, ci sono problemi anche proprio di salute, problemi anche alimentari. Ma le dicevo prima, lo sport a mio modo di vedere è un agente formativo, educativo importantissimo, solo secondo alla scuola, perché il tenere i ragazzini fuori dalla strada, vedi baby gang che si vedono molto in giro per Padova adesso, e dargli un'opportunità di formarsi in un ambiente con valori, possibilità di socializzazione, qual è quello dello sport, delle piccole società sportive, è molto importante. Quindi a fare una politica in questo senso che cerchi di aiutare questi mondi, queste società che sono in grande difficoltà, è secondo me importantissimo. Abbiamo solo pochi minuti, volevo chiederle, lei ha 2 figli di età completamente diverse, che uno insomma poco più che ventenne, poi una bimba di 4 anni, che cosa si augura per loro in questo momento in cui insomma facciamo fatica anche a dare serenità, no, a questi bambini e a questi ragazzi, perché non possiamo raccontargli bugie, ma non possiamo nemmeno caricarli di troppa ansia. Ma io mi auguro che dopo questi anni difficili, mio figlio non ha potuto frequentare l'università in presenza, che è una cosa importantissima, mia figlia più piccola ha dovuto rinunciare all'asilo per molto tempo, io gli auguro di vivere in una città che dia loro delle opportunità, che dia ai giovani delle opportunità di potersi esprimere nella propria città senza dover emigrare all'estero per trovare la propria vocazione. Penso al nuovo ospedale attorno al quale io credo sia importante costruire dei modelli di attrattività per la ricerca, per le imprese, che possa dare delle opportunità di lavoro e di eccellenza ai padovani, che possano rimanere qui e possano portare Padova ad essere una capitale europea di eccellenza. Allora, in attesa della data, no, poi delle elezioni e della presentazione della sua squadra, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, che cosa farà? Ma le dicevo che nelle prossime settimane sarò in tutti i quartieri di Padova, dall'Arcella alla Guizza, tutti i quartieri di Padova, ad ascoltare, a parlare con le persone, a dialogare con loro, a sviluppare le idee su Padova, e quindi sarò proprio sulla strada. Abbiamo creato nel nostro sito ci sarà una web application in cui... Citiamo il sito, che così se qualcuno vuole venire... Sì, www.peginsindaco.it. Okay. E dicevo, in questo sito potranno trovare dove Seo Peghin, in quale parte della geolocalizzazione, dove potranno, se riterranno, venire a incontrarmi nei quartieri dove sarò. Bene, allora in bocca al lupo e buon lavoro a Francesco Peghin, candidato sindaco per il centrodestra al Comune di Padova naturalmente. A voi invece grazie per averci seguito, poi noi torniamo anche con gli appuntamenti dedicati anche alle news. Grazie. Grazie a lei e a tutti i telespettatori.